Posizioneremo no, anche delle panchine, alcune di queste panchine saranno delle panchine rosse che avranno appunto lo scopo di ricordarci appunto questa lotta che dobbiamo condurre ogni giorno con costanza per combattere la violenza sulle donne. Anche oggi abbiamo notizie terribili sui giornali di violenza sulle donne, e appunto il posizionamento delle panchine è un simbolo che ormai è diventato un simbolo forte appunto di questa lotta che vogliamo condurre tutti assieme. È l'annuncio del consigliere delegato al lago di Fimon che a nome della provincia ha voluto che tra i lavori in esecuzione in questo luogo ci fosse anche un simbolo di forte condanna sociale contro i femminicidi, le violenze domestiche e quelle sulle donne. Nel 2023 qui per i lavori di manutenzione sono stati investiti complessivamente 135.000 euro, di cui 50.000 dalla Regione Veneto. Nell'area della cosiddetta Mezzaluna, di fatto il luogo di prima accoglienza dei visitatori, una volta finiti gli interventi sul terreno e sul manto erboso, verranno collocate nei prossimi giorni 10 nuove panchine da cui ammirare il lago e goderne la pace. 5 di queste saranno dipinte di rosso per ricordare il forte impegno sociale che l'intera comunità deve combattere. Non è soltanto appunto una lotta giudiziaria, ma anche una lotta educativa e anche una lotta combattuta nelle scuole, anche in luoghi come questo che sono luoghi di ritrovo evidentemente. Quindi il segno e la volontà di dare questo simbolo anche in questo luogo, che è un luogo di ritrovo e anche di gioia e di felicità, ma per ricordarci sempre appunto questa attenzione particolare che dobbiamo prestare a questa tematica terribile per i nostri tempi.